Un benvenuto a tutti i presenti e chi ci sta seguendo da remoto. Oggi presentiamo, dopo un giusto periodo di rodaggio, il nuovo sito web del Comitato regionale delle comunicazioni, il Corecom, organismo istituito con la legge regionale 10 agosto del 2001, numero 18, presso il Consiglio regionale del Veneto, che svolge funzioni di consulenza, gestione e controllo in materia di comunicazioni. Il comitato è anche organo funzionale dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni Agicom e ha competenze istruttorie per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, non solo par condicio o controllo delle comunicazioni, il monitoraggio dell'emittenza e i minori, la vigilanza sui sondaggi, ma anche, lo sottolineo, oltre al diritto di rettifica, soprattutto l'attività di conciliazione delle controversie tra cittadini e imprese con le società di telecomunicazioni. Un servizio veramente importante per i cittadini e le attività economiche, al pari delle attività che il Corecom svolge anche nella lotta al ciberbullismo, altra nuova frontiera da non sottovalutare per l'importanza dell'impegno richiesto. Ritorno un attimo sull'attività di conciliazione. Devo dare atto che il Corecom del Veneto, guardando anche il panorama nazionale, ha dei dati di numeri e soddisfazioni delle richieste molto molto superiori rispetto ad altre realtà paragonabili alla nostra. Il nuovo sito è dinamico come vuole la cultura del web, intuitivo, di facile accesso ed è uno strumento operativo concreto, utile per gli operatori dell'informazione, ma soprattutto aperto e in dialogo con i cittadini, semplice da usare e spero possa essere sempre più consultato da un numero via via maggiore di cittadini, confermando così lo spirito di questo organismo che è al servizio di tutti. Ho parlato fin troppo, lascio la parola al vero protagonista appunto del lavoro fatto dal Corecom, in questo caso appunto il presidente Bazzoni, che vi presenterà nei dettagli appunto questo nuovo sito che io mi auguro possa servire sempre più ai cittadini, possa essere utile e di facile accesso anche per magari evitare qualche passaggio, chiamiamolo, di contatto in più che normalmente avviene con le vecchie tecnologie. Guardiamo avanti, guardiamo al futuro. Il Corecom del Veneto è sicuramente all'altezza dei tempi, al passo con le novità e questo sito ne è la dimostrazione. Presidente, ti cedo la posizione centrale, prego. Ringrazio anzitutto il Presidente Ciambetti per questa importante presentazione che ha fatto e ringrazio tutti voi per la partecipazione. Saluto il Segretario Generale che è qui presente, il Dottor Valente, Fabrizio Comencini, Vicepresidente del Corecom Veneto, e ci tengo, avverto l'esigenza di rivolgere un saluto e un ringraziamento anche a coloro che oggi non sono qui presenti fisicamente, ma hanno aiutato e reso possibile il raggiungimento di questo traguardo, il nuovo sito del Corecom Veneto, che non è un traguardo, bensì è un punto di partenza, perché apre la strada a nuove opportunità di sviluppo per il Corecom. Mi riferisco soprattutto ai miei colleghi componenti del Corecom Veneto, che sono Enrico Beda, Stefano Rasulo ed Edoardo Figoli, che grazie alle loro competenze tecniche in materia hanno saputo abilmente supportare una funzionaria, che è la dottoressa Vianello, che è stata la vera e propria artefice del nuovo sito web, assieme anche al dottor Davide Guiotto, l'atto consiglio regionale, che è qui presente e ringrazio. Quindi a tutti loro va il mio personale applauso e anche il mio ringraziamento. Fatta questa doverosa premessa, adesso passo ai contenuti di quello che è il nuovo sito web del Corecom Veneto che abbiamo realizzato. E vi evidenzio che è online dal 4 aprile del 2023. Per qualche settimana è stato, per così dire, in osservazione, sono state apportate anche nel corso del tempo diverse migliorie. E le due parole chiave che hanno guidato e guidano tutt'oggi la realizzazione del nuovo sito web sono accessibilità e usabilità, in conformità anche alle linee guida Agid, l'Agenda per l'Italia Digitale. Conseguentemente il nuovo sito web è stato realizzato in questo modo,
Come potrete vedere, ha una veste grafica molto lineare e sobria, la stiamo guardando, che è in linea con la veste grafica del sito istituzionale del Consiglio regionale. Una home page dove sono indicate le notizie, le news che il Corecon vuole comunicare ai propri utenti. Sono presenti poi in home page, come vedete lo stiamo scorrendo adesso, in fondo anche dei tastoni che danno delle informazioni molto importanti, molto dirette agli utenti, appunto per l'accessibilità e l'utilizzabilità del sito. Cosa possiamo fare per te? Quindi il cittadino utente è indirizzato esattamente a quelli che sono i servizi principali e di maggiore interesse del Corecom. Ad esempio, e qui mi riaggancio a quanto correttamente diceva il presidente Ciambetti, conciliazione e definizioni delle controversie tra utenti e operatori telefoniche in primo piano. E come voi sapete, una delle funzioni maggiormente utilizzate e più importanti che svolge il Corecon Veneto, insieme a tante altre, è quella appunto di dirimere le controversie tra utenti e operatori. Noi ci occupiamo all'incirca di 6.000 istanze all'anno, con una soddisfazione degli utenti si aggira intorno all'87-88%, quindi numeri elevatissimi. Abbiamo questo tentativo obbligatorio di conciliazione e la definizione in materia di telefonia, che sono totalmente gratuiti ed è un servizio fondamentale che viene offerto alla Regione Veneto e è un servizio che sgrava anche quello che è l'apparato giustizia. E continuiamo poi con la visualizzazione di quello che è il nuovo sito. Allora, abbiamo detto quindi che c'è una veste grafica rinnovata. Diciamo che ci sono anche dei percorsi di navigazione riorganizzati totalmente che valorizzano, come dicevo prima, i servizi del Corecom di maggiore interesse per i cittadini. E c'è in home page anche la possibilità di accedere al canale YouTube del Corecon Veneto, che anche questa è una innovazione e che si arricchirà sempre di più in prospettiva, sempre di nuovi ed importanti contenuti. Ci sono poi nella pagina iniziale sempre dei tastoni dedicati a nuove funzioni anche che il Corecon Veneto si appresta ad implementare. Una tra tutte la Med Education. Med Education che oggi riguarda un'infinità e una moltitudine di funzioni, tra i quali mi preme ricordare quello del cyberbullismo, quindi il Corecom più avanti stiamo implementando protocolli e convenzioni in modo da anche riorganizzare all'interno della Regione Veneto gli enti che si occupano di questa importantissima e delicatissima e attualissima questione che è quella del cyberbullismo. Altra nel solco quindi della accessibilità e della utilizzabilità abbiamo anche reso accessibile, ottimizzato l'utilizzo del sito da mobile. Infatti, come sapete, l'accesso ad internet per lo più oggi avviene attraverso smartphone. E quindi sappiamo di essere lo smartphone uno dei sistemi, degli strumenti più utilizzati per accedere ad internet. Oggi gli accessi da cellulare al sito del Corecon Veneto si attestano all'incirca al 30% del totale. Il totale stiamo parlando di circa, per il 2022, questi sono dati 2022, di 8.000 utenti che hanno visitato il sito del Corecom, di cui circa 7.000 nuovi utenti. Nel corso del 2023 il sito del Corecom è stato visitato da circa poco più di 3.000 utenti, di cui 2.800 nuovi. Noi vogliamo quindi implementare, e lo abbiamo fatto con questo nuovo sito, l'accessibilità da smartphone, perché è il modo più diretto ed immediato per accedere ai siti istituzionali. Nella realizzazione del sito poi abbiamo tenuto in considerazione anche altri due aspetti fondamentali che emergono dai dati dell'Istat sull'utilizzo di internet da parte dei cittadini veneti. Quali sono? Allora, il primo aspetto che abbiamo considerato è quello che i cittadini veneti accedono ai siti istituzionali della pubblica amministrazione maggiormente per scaricare modulistica da parte appunto dei cittadini che utilizzano dopo per utilizzare i servizi.
servizi. Il secondo aspetto fondamentale che abbiamo considerato nella realizzazione del sito è stato quello anche della platea che accede ai siti istituzionali e abbiamo verificato che la platea maggiore è quella che va dai 35 ai 44 anni di età. Quali sono le prospettive future del sito del Corecon Veneto? Beh, allora, sicuramente l'arricchimento di nuovi contenuti e funzionalità. Ne cito uno tra tutti, che è quello di poter utilizzare una modulistica digitabile, ossia la possibilità per l'utente di compilare direttamente i moduli che utilizzerà dopo per accedere ai servizi del Corecom direttamente dal sito internet, senza doverli scaricare. Quindi questo è il primo obiettivo che ci poniamo di realizzare a breve. Secondo elemento direi che è quello del continuo aggiornamento delle funzioni e dei dati in ottemperanza alle linee guida Agid. Terzo, direi che è l'introduzione di nuove strategie di comunicazione che, adottate dal Comitato, volte a rendere più conosciuti e più fruibili al maggior numero di utenti i servizi offerti dal Corecom. Infine, ci tengo ad evidenziarvi un elemento, secondo me, molto importante e che è motivo di vanto per il sottoscritto, ovvero sia che il nuovo sito del Corecom Veneto è stato realizzato a spesa zero ed è stato realizzato da parte di risorse specializzate interne al Consiglio regionale. Quindi, utilizzando funzionari che lavorano all'interno del Consiglio regionale, siamo riusciti a realizzare questo sito che direi che è molto ben fatto. E io mi fermo qui, lascio la parola ad eventuali domande o a eventuali richieste di visualizzazione del sito e mi rendo disponibile appunto a quanti abbiano da porre qualche domanda. Vedo che non ci sono domande, direi che quindi, Presidente, se... Fermo lì. Sì? Vuoi aggiungere qualcosa? Assolutamente. Penso che abbiate colto appunto lo sforzo fatto dal punto di vista informatico per rendere la cosa la più semplice possibile, per esserla più facilmente utilizzabile anche da chi non è digitalmente molto preparato o formato. Però appunto è una fonte di informazioni per chi pensa di avere appunto magari qualche problema con qualche compagnia telefonica o situazioni, ad esempio ciberbullismo meriterà una puntata molto più importante prossimamente, ma come accompagnare situazioni che possono anche essere delicate e non semplici da seguire. Permettetemi veramente di ringraziare il Presidente Mazzoni per come sta guidando e conducendo l'attività del Corecom. E io lo dico guardando anche, permettetemi, il panorama nazionale, essendo coordinatore della conferenza dei presidenti dei consigli regionali, vedo un po' cosa avviene nelle altre regioni. Devo dire che il Corecom del Veneto è veramente un passo avanti agli altri e detta, non dico la linea, ma buone pratiche, iniziative e idee che vengono appunto portate avanti dal nostro Corecom, che, come ha citato bene Mazzoni, ha un board di tutto rispetto, di gente fresca e innovativa, ma anche qualche vecchia volpe che ha esperienza alle spalle come l'amico Fabrizio Comencini. Ringrazio il Presidente anche per le parole che ha speso e ringrazio la disponibilità di chi ci ha seguito, spero che sia stato utile e ringrazio e saluto tutti. Grazie. Bene.